Amici di Via Vai TV Online, quest'oggi Tennis Club Schio. Siamo naturalmente qui per seguire il quinto torneo Open Andritz Hydro e abbiamo Luca Vanni, che è un importante giocatore del panorama tennistico, che andrà tra poco a disputare la semifinale. Allora Luca, innanzitutto raccontaci un po' qual è il tuo percorso, innanzitutto tennistico. Sono numero 390 delle classifiche mondiali e insomma spero di salire piano piano fino ad arrivare nei primi 100, diciamo, la mia speranza. E gioco per il Circolo Tennis Castellazzo Parma e la Serie A1 e niente, sono venuto qua per la prima volta che vengo qua a giocare questo torneo e speriamo che vada bene, di fare bene, dai. So che ieri tu hai già disputato una partita e com'è andata? Hai vinto, vero? Sì, ho vinto 7-6, 6-0 perché comunque lui è un giocatore forte, è stato numero 180 delle classifiche mondiali qualche anno fa e ha vinto il torneo l'anno scorso qua, quindi nel senso non era una partita facile come quarto di finale. E all'inizio ho un po' tentennato sui miei giochi di servizio, però dopo nel secondo set sono riuscito a breccarlo subito e dopo si è un po' sciolta la partita, diciamo. Benissimo, anche spiegato con un gergo molto tecnico anche per noi. Siamo con un altro giocatore professionista qui al Tennis Club Schio, Andrej Krachman, l'ho detto giusto. Allora adesso andiamo subito a chiedere ad Andrej innanzitutto la sua posizione in classifica e poi anche qualche piccola anticipazione rispetto a quello che sarà la sua semifinale. Niente, la mia classifica attuale è 2.3 classifica italiana, diciamo che i tornei professionisti da professionisti non li gioco più perché faccio maestro di tennis, ma comunque sono stato intorno a 390 al mondo ATP. Questa è la terza volta che gioco qua al torneo. Il primo anno sono stato un po' sfortunato perché ho giocato con la febbre e non è andata tanto bene e l'anno scorso ho perso con Pedrini che, se non mi sbaglio, è arrivato in finale. Adesso appunto tu andrai a giocare con lo sfidante che abbiamo intervistato poco fa, quindi insomma ti sei piazzato bene quest'anno, no? Sì, devo dire che più che altro sono soddisfatto del mio livello di gioco, quindi sono riuscito anche a divertirmi in campo e allora penso che merito essere in semifinale. Ma certamente. Allora adesso, per fare contento anche il maestro Gemiliano, come lo trovi qui l'ambiente del Tennis Club Schio? No, mi sembra che tutti vivono per il tennis, che tutti si danno da fare, quindi non è facile per noi tennisti creare un ambiente, diciamo, accogliente, così invece loro ci sono riusciti alla perfezione. Siamo qui con Marco Viola, primo finalista del torneo Open Andritz Hydro qua al Tennis Club di Schio. Beh, allora, innanzitutto raccontaci un po' di te, in che posizione sei nella classifica e poi parlaci di questa partita che è stata molto combattuta. Allora, la classifica nazionale mia è 2-1, la classifica mondiale sono adesso intorno alla 570esima posizione. E la prossima settimana partirò per un torneo in Romania e poi continuerò con altri tornei internazionali. Penso di aver fatto una buona partita perché lui il primo set giocava a un ritmo alto, sbagliava poco soprattutto, e io piano piano lì dal secondo set ho iniziato a cambiare un po' il ritmo, a spezzare un po' più il gioco, con palle corte, back. Ma non è la prima volta allora che partecipi a un torneo qui al Tennis Club? Io ormai sono un ex, è il terzo anno di seguito che vengo. L'organizzazione è bellissima, ci troviamo bene con tutti i ragazzi del circolo, i soci, ormai ci conosciamo tutti quanti, è sempre un piacere venire qui. Adesso ti chiedo un'altra cosa, i prossimi due semifinalisti andranno appunto a giocare adesso, quale dei due ti piacerebbe di più incontrare e quale forse un po' meno? Ma un po' meno forse Krachman, perché abbiamo visto questi giorni che fa un tennis pazzesco, su due colpi. Serve fortissimo perché è alto anche lui, 2 metri, ha un servizio fortissimo veramente.
Mi piacerebbe giocare con Vanni perché ci conosciamo ormai da 5 anni, siamo amici e ci incontriamo spesso in giro nel mondo, quindi sarebbe una bella finale secondo me. Siamo qui con Alejandro Fabri e adesso lui ci racconterà un po' le fasi di questa semifinale e naturalmente anche in che posizione è nella classifica. Ok, ciao, io sono Alejandro Fabri dell'Argentina e ho giocato questa semifinale con Marco Viola. Mia classifica è 2-1, ma anche lui è 2-1. È stata una partita bella, molto dura. Lui ha giocato veramente bene. Aspettiamo tornare a questo torneo perché mi ha fatto veramente un piacere. Bellissimo organizzato, giorni bellissime, tutto a posto per tornare l'anno prossimo. Veramente mi piace giocare qua in Italia e gioco anche la squadra per Trapani. Un circolo da Trapani e veramente mi fa piacere giocare questo torneo quando il clima del torneo è molto bello. Ci vediamo l'anno prossimo.